Secondo appuntamento ieri sera al Palacongressi di Agrigento per la rassegna Riflessi Culturali organizzata dall'Ente Parco di Agrigento, dopo il successo del grande musicista Steve Hackett, icona del rock mondiale, per riferimento al gruppo dei Genesis, ora è stata la volta della Palermo Classica Symphony Orchestra. Prima del concerto il saluto del direttore artistico della rassegna Gaetano Aronica. Come paesaggistico della Valle dei Tempi e tutto lo staff del Palacongressi vi diamo il benvenuto alla prima serata, diciamo la serata di anteprima di riapertura dei battenti del Palacongressi. Lo faccio in ottima compagnia con i musicisti che scalpitano per suonare, ma non sanno che per questo è un appuntamento importante per ritornare, diciamo così, sul nuovo del delitto e parlare un po' di quello che faremo quest'anno. La visione del direttore del parco è stata quella che ci ha consegnato, secondo me facendo un regalo bellissimo a tutti noi, dandoci la possibilità di lavorare, ma direi alla città, con un programma preciso, dare al Palacongressi 365 giorni di vita l'anno, cioè farlo diventare un polo culturale che attragga, che si espanda sempre di più, che attragga soprattutto le giovani generazioni. Come vedrete il programma di quest'anno è indirizzato soprattutto a loro. Quindi l'esibizione della Palermo Classica Symphony Orchestra, che nelle 2 ore di esibizione ha eseguito brani tratti dai maggiori opere musicali, brani di Ennio Morricone, di Silvestri, di Zimmer, di Mencken, Williams. Sul palco a dirigere l'orchestra Solcin con il coro del maestro Pellitteri e l'esibizione della soprano Yuri Takano.